Ciao a tutti. Ehi! Benvenuti senza musica oggi, eh? Sì. Solo il pubblico. Il nostro pubblico. Una puntata ieri che è entrata negli annali. Sì. Con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, ma oggi Vero. si inizia in un modo diverso, perché ieri a Sanremo è successo qualcosa che ha mosso la mia coscienza, Ma qualcosa che mi ha inchiodato al mio divano Sì. della Dr. Scholl's, Sì. anatomico, Sì. con la forma del mio deretano. Bello. Invitami a casa tua col cavolo che vado sul divano. È successa una cosa meravigliosa durante Sì. il Festival di Sanremo, non possiamo fare a meno di parlarne oggi. Questo festival, Certo. secondo me, è molto bello. Sì. E è successo questo: silenzio totale, non voglio sentire volare una mosca, Vai. però lasciateci i microfoni Sì, accesi, vai. prego. Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, Va avanti? perché Margherita è Certo. Tutta l'avevo sentita, scusa. certo. ed è lei la mia pazzia. Senti che bello questo. Margherita e Margherita, Margherita adesso Sì? Cambia? No. No. La 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 la. Perché Margherita è buona. Perché Margherita Eccolo là, è tanto. bella. Bravo! C'è spuntata la colpa a tutti. Complimenti a Riccardo Cocciante, che ieri ha dato lustro con questo pezzo a cappella. Sì. Ma proprio che noi Sì, abbiamo. Io ho certo. già registrato, me lo sento la sera quando sono così un po' giù di morale. Mi sento questo, poi mi sento dipinsi l'anima certo, su tela anonima. E poi? Mischiai la vodka Con l'acqua tonica. passò una monaca. Monaca. Esatto. Con la tonaca. Sentì Veronica. Bellissimo. Eccola là. E questa qui è uno dei pezzi quando Sì. io sono giù di morale che mi sento tutti e due. Sì, infatti. Bene, inizia così Oh. questa puntata di Viva Radio 2. Sta arrivando un ospite incredibile, un attore che veramente Da lustro al cinema sì, italiano, Sì, diciamo. quando uno già dici Sergio Rubini, Già. la gente fa Stica, dice. Mica hai detto Alfio Primavera. mica Alfio Primavera. Poi esatto. Sergio Rubini è uno che fa l'attore, che Sì. fa il regista, cura Sì, tutto. E questo film nuovo che si chiama Terra. Chissà se andrà ospite da Paolo. Chissà se ci sarà anche attore principale Tony Capuozzo, anche perché certo. Terra, che Terra. non l'hai capita solo Sì, adesso. mo. Ma con chi lavora? Lo so. Con Alfio Primavera. Va bene il pubblico, ma tu Però, dai. Beh, ci ho messo quei 3 secondi, dai. Attenzione. Aspetta, Arrivata politica avanza? estera, sì. Berlusconi è torna negli Stati Uniti e dice: io sono come George Washington, subito arrestato dall'FBI. Scusate, purtroppo Che è successo? questa è tosta, Cioè? Questa è tosta. Politica? Ragazzi. Sì, politica, perché io non ho il coraggio di leggerla. Ma è un fatto. All'inizio così un'ansia. del programma, Vai. è un fatto. È Così successo. ci chiudono subito. Politica estera, Sì. Stati Uniti. Vai. Dopo l'incontro con il presidente Bush, Sì. il primo ministro Berlusconi esce dallo studio ovale e manda il suo vestito in tintoria. La stanza ovale, c'è poco da fare. Sai com'è? Sì. Non ci posso credere. Allora, oggi, tra l'altro, a parte questa non è una battuta, questa è notizia, perché sai, quella è la sala ovale che ti Sì, porta. sì, ti frega non è quella. che lì vai a vedere maschi, femmine, lì. No, è non c'è proprio- un angolo per nasconderti. Come dicono a Livorno, che ho fatto lo spettacolo, dico lei è un troiaio. Esatto. Si dice a Livorno. Sì, è vero, a proposito di Livorno, tu sai cosa c'è stasera? no? Sì. Cosa c'è? A Firenze. A Non a no, Livorno. a proposito di Livorno, nel senso che io ero a Toscana. Livorno, in Toscana, quindi All'Artemio vicino Franchi. c'è Viareggio. Sì, poi Viareggio. andando tutto a diritto vai a No, Firenze. perché c'è stasera c'è la partita Esatto, della nazionale di nazionale di calcio calcio. dell'Italia. Italia-Germania.
Italia-Germania che rievoca un 4-3 storico. 4-3 storico. Io c'ero, avevo 10 anni. Io avevo 10 anni e quando vidi Rivera che segnò quel gol mi ricordo veramente, mi buttai dalla finestra proprio. È da lì che sei diventato con mio padre. Così. Poi io ho vissuto anche quella dell'82 col grandissimo Bearzot, no? Che faceva questa partita. Com'è andata? Bene? Sì, siamo Rossi. Paolo Rossi, certo. Lei fuma sempre la. Sì, fumo la pipa, ma dentro ci metto la marea. Ecco. E a fine partita dove è andato? A fine partita è uscito? Siamo andati al Cocoricò. Allora, giusto per ricordare, pensate, signori, nonostante i suoi impegni, nonostante questa sera, anche se amichevole, è una partita importante, signori, quest'uomo si è ritagliato 3 minuti che sta sottraendo alla nazionale italiana di calcio. C'è qualcuno per aria, perché i suoi 3 minuti valgono, perché in 3 minuti sai quante indicazioni? Un mese e mezzo mio. Esattamente. Esatto. Signori, abbiamo al telefono, e io non sbaglio come fanno certi giornalisti che dicono, lo chiamano col nome sbagliato, lo chiamo col suo nome vero, che è Marcello, non Claudio come hanno fatto vedere ieri a Striscia, Marcello Lippi. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Come va, mister? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Sono emozionato a parlare con lei. Ha visto prima abbiamo menzionato Bearzot. Ho sentito anche la tua imitazione. Come tutti i CT sono destinati ad essere imitati. Curioso di sapere quando farai la mia di imitazione. Caro Marcello, tu come fai sempre. Caro Marcello, dai. Va bene, allora. Ciao Marco. Ciao Marcello. Mi sono spuntati i tacchetti sotto le scarpe, come l'ho sentito proprio. Conosci Marco Baldini? Non ci conosciamo personalmente, però sai, noi toscani abbiamo la capacità di socializzare anche senza conoscerci. Senti, ma è successo pure a te di avere degli amici che devono avere ancora indietro dei soldi da. Sei simpatico, sei. No, anzi, per questa cosa qua io credo che sia da elogiare, Marco. Grazie. Tutti hanno il coraggio e la forza morale di. Marcè, me la son fatta registrare, questa la uso come suoneria del telefonino, la uso. Alla grande. Allora, che cosa possiamo chiedere? Allora, facciamo una cosa, non parliamo di politica, ma c'è questo non ce ne frega nulla. Non parliamo di convocazione di saluto fatto. Non parliamo di. Arrivederci! No, scherzo. Facciamo mi è piaciuta quella di prima, quella del vestito di Berlusconi. Sai com'è la stanza ovale. Allora, facciamo una cosa. Adattarsi a tutto. Io le voglio sottoporre una nazionale ipotetica. Io ti rispondo solo se mi dai del tu. Se mi dai del lei non ti rispondo. Scusa, allora Marcellino, ascolta. Come ti chiamano i tuoi amici, quelli là di Viareggio? Marcello. O Marcello. No, quelli sono livornesi. Sono livornesi, no, è diverso. Perché sai che c'è la differenza fra livornesi Pisani, Viareggini, che sulla pesca, perché spiegalo Marcello, com'è sta cosa, quella del pesce di scoglio? Loro dicono che sono di scoglio e noi di sabbia, perché giustamente il pesce di scoglio si alimenta mangiando sullo scoglio, è più saporito, no? Esatto. E allora noi siamo di sabbia, però insomma non sono proprio sicuro che sia così. Vabbè, dai, è simpatica come cosa. Noi volevamo sottoporti una formazione che abbiamo fatto io e Baldini, dei politici italiani. Tu devi solo ascoltare e dimmi se ti va bene. La dico io, l'abbiamo fatto. No, parla a te, io non mi prendo No, io. Parla lui. Scritta, no, ma semplice. Io farei questa, guarda. Ciampi in porta, perché capito? Io te la faccio io la formazione. Vai. Ok, ma ascolti? Sì. Allora, Ciampi, poi Ciampi in porta, linea difensiva a 4, Ciampi. Poi 4-4-2, 4 centrocampisti, Ciampi e le due punte Ciampi. Esatto. Come ti sembra questa formazione? È meravigliosa! Grandissimo Marcello! Non è molto fantasiosa. No, però è molto concreta. Almeno non si arrabbia nessuno, ha capito Marcello qua? Certo. Io comunque l'idea per la mezza punta ce l'avrei. Cioè?
No, non lo posso dire. Ho detto già mezza punta. È creativa, è fantasiosa. Scusa, cadico a fare. Sì. Marcello, come state? Come state? Dico fisicamente, a parte gli acciacchi di Vieri e Gattuso. C'è un bel clima, i ragazzi stanno bene, sono sereni, hanno voglia, stanno bene insieme, insomma ci sono delle buone premesse, perciò noi vogliamo fare un'altra bella serata di avvicinamento al mondiale, che sia un'iniezione di fiducia anche per crescere la convinzione della nostra forza. C'è tanta volontà, speriamo bene, perché di là ci sono comunque è una squadra forte. Sì, a Germania è quella di Klinsmann, Ballack, c'è sto Ballack, non c'è Gattuso, chi lo marcherà Ballack? Vediamo. Adesso non diamo vantaggi agli avversari. Certo, io so che i tedeschi ascoltano tutti FIFA si chiama FIFA Radio 2 Viva Radio 2. Marcello, però posso dire una cosa, ne esci sempre bene, su qualsiasi cosa. Alla grande. Sono una sorpresa, No, sei veramente in gamba. Senti, hai perdonato Del Piero per quelle dichiarazioni? Sì, gli ho detto un attimo fa eravamo in macchina insieme, gli ho detto questa cosa e che gli ho detto, scherzando ovviamente, prima mi cercavano solo donne, adesso mi cercano anche gli uomini. Dopo queste rivelazioni. Senti, io direi di salutare il nostro CT che c'ha da lavorare. Adesso cosa farete? Il lavoro l'abbiamo fatto, adesso si tratta di aspettare. Quindi adesso è finito, non c'è più rifinimento o qualcosa? No, stamane abbiamo fatto. Aspettiamo, facciamo una riunione tecnica più tardi e adesso passare anche tempo serenamente non guasta. Ultima domanda, ha visto Sanremo? Ho visto Sanremo, sì. Un cantante su tutti o una cantante? No, non sono in grado di. Non li ho visti tutti, perciò non sono in grado di. Niente, non si sbilancia. No, ma assolutamente. No, veramente non è che non voglio. Non so, Anna Opsa tipo. Pronostico, però non li ho visti tutti, perciò non sono in grado di dire. Va bene, allora ti lasciamo al tuo lavoro, in bocca al lupo per stasera. Un cantante mi è piaciuto tanto. Come? Attenzione. Un cantante. Un cantante mi è piaciuto tanto, Riccardo Conciante. Certo. Beh, non hai, guarda, l'hai detto e allora eccolo qua, che sia di buon auspicio per stasera, per la partita di questa sera contro la Germania. Posso dare il mio pronostico? Ecco, aiuto. Ciao. Arrivederci, ciao. Grande Marcello. Stasera dirò questo lo conosco quando lo inquadrano. Vai. Beh, bravissimo Marcello Lippi, devo dire. Bravo a dribblare, Ha dribblato tutto, devo dire. Ciampi, sigla! Vai. Presenta che non c'entra niente, il nostro omaggio a Lelio Luttazzi. Pronto? Antonio Cassano, eccolo qua. Leva la sigla, Lolli. C'ha da dire qualcosa, mi sa. No, volevo sapere una cosa. Dimmi, Antò. Chi è che era al telefono prima? Lippi, Marcello Lippi. Marcello Lippi. Sì. Sentite che c'era fuori. Questi sono i cugini Cassonetti. Scusi, non ho sentito tutto quanto la telefono. Sì, niente, abbiamo parlato di stasera. Lei convocato, avete parlato? No, abbiamo fatto un. Non gli avete chiesto come mai? No. Non mi ha convocato. Non lo volevamo mettere in imbarazzo, Antonio. Poi non le hanno. No. Un attimo. Sì. Non lo volevano mettere in imbarazzo. A chi lo volevi mettere in imbarazzo? Sì. A lui non voleva mettere in imbarazzo. A lui, voce del verbo lui. Capito? Che verbo. Quindi non avete avuto il coraggio di dire: mister, come mai non ha convocato quel grande campione assolutamente assoluto che è Antonio Cassano di Bari Vecchio? Ma forse perché ci metti troppo da là arrivare qua, capito? Dalla Spagna arrivare a. Che cosa sta dicendo? Come fai tu? Sta improvvisando.
improvvisando? Perché tu no, Antonio? Allora, scusa. Non è il mestiere tuo, Baldi. Certo, sì. È più bravo Paolo Banale. Sì, certo. E che ti devo dire? Vabbè. Fammi una domanda e io ti rispondo. Sei già sveglio? Sì. Bene. Cosa hai visto ieri in televisione? Ma come che cosa ho visto? Ma io ho guardato il Festival di Sanremo. No, vedi che non leggi bene. Hai guardato un festival? Sì. Quello di Sanremo? No. Ecco, ora sì. Mo va bene. Assolutamente no. Ma che? Ho guardato fino alle 2 di notte. Cosa? Un festival della canzone in dialetto catalano. Ah, beh, tu sei là in Spagna. Sì, perché c'è la mia fidanzata che l'hanno presa come a condurre. Rosaria? Sì, Rosaria. Ma scusa, allora è una moda anche qua in Italia, è una moda di far condurre alle mogli le fidanzate. Chi è che ha copiato Rosaria? Chi ha copiato? Ci sono altre fidanzate o mogli di calciatori professionisti che fanno nel mondo dello spettacolo. Ma scusa, è da mesi che si sapeva che Ilari Blasi sarebbe stata una delle due conduttrici. Ma chi è questa? Sì, chi è questa Ilari Blasi? Tanto è la moglie di Francesco Totti. Francesco Totti? Un attimo. Francesco Totti. Lo conoscete? Ma lo conoscete, dai. Ma che è qualche esordiente di qualche squadretta locale? No, vabbè, cambiamo discorso, va che è meglio. Dunque ancora non hai letto i giornali se ti sei svegliato da poco. Io, guarda, è dal 1982 che non leggo i giornali. Che cosa è successo? Beh, notizia da voi in Spagna magari è arrivata oggi, però di qualche giorno fa che si è dimesso il presidente, il vostro, Florentino Perez. Ci credo che si è dimesso, con un nome così, insomma, Florentino Perez, sembra un fandino del palio. Ma no, ma dai, ma è lui che ti ha voluto al Real. Mi ha voluto coso, sì, ma cosa mi ha voluto? Mi ha chiesto. Sì. Andoni, per cortesia, se non ti disturbi, se non hai altri impegni, potresti lasciare il room e venire così a giochicchiare qui a Real in cambio di 500 milioni di euro, ovviamente vitto e alloggio, e però buoni pasti escluso. Meno male, Tu che cosa avresti fatto? Avresti detto di no? Antò, per 500 milioni non lasciavo Roma, avrei lasciato il pianeta io. Comunque, senti, Perez da te si aspettava qualcosina di più. Scusa, come ti chiami? Baldini? Baldini, sì. Una cosa devi dire. Vabbè, ascoltava. Allora, dai, una cosa devi dire, cerca di dirla giusta. Insomma, senti, è inutile che fai lo spiritoso, da quando arrivi là il Real va peggio, Pronto? Sì. Pronto. Lo smemorato di Madrid abbiamo. Non sento, no, io sono sordo purtroppo. Sì, ecco. Vabbè. Purtroppo non sento il motore della mia furore. Però mi ha otturato le trombe di Eustachio. Fatto sta che la squadra non va così bene, insomma, dai. Un attimo parlo con i miei cugini, Cassanetti. Senti che ha detto? In effetti, guarda, vado via dalla Roma e quelli iniziano a vincere. Venga al Real e questi cominciano a perdere. Non sono su scherzi a parte. Veramente porto sfiga. Qualcosa ci deve essere. Vabbè. Ma qualcuno secondo me sa che ti dico? Che qualcuno mi ha lanciato il malocchio. Sì. Baldini? Sì? Che conosci un esorcista? No, Antò. Guarda, comunque non è un problema tuo, tutta la squadra è in crisi. Ne avete parlato fra di voi, i giocatori, insomma? Sì, in effetti ci siamo chiusi nello spogliatoio. Vedi, ecco. Abbiamo ragionato tutti insieme. Dopo 2 minuti avevamo già finito. Guarda, tu pensi che Beckham, solo al pensiero di dover ragionare, si è spettinato tutto buono. Certo, vabbè. Comunque io un'idea per il nuovo presidente ce l'ho, bello, e che idea sarebbe? Questo è uno scoop. Il nuovo presidente dovrebbe essere Antonio Cassano. Certo. No, voglio vedere se qualcuno trova il coraggio. Il coraggio deve trovare di non farlo giocare. Certo, se il presidente sei tu. Va bene, Antonio, noi. Stai chiudendo? No, assolutamente no. Noi... Perché se hai intenzione di chiudere. Che ci avete ospite un attore? Sì, Rubini, un attimo. Sergio Rubini, conosci? Rubini. Sì. Che c'è una gioielleria? No, non c'è una gioielleria, tu lo dovresti conoscere. Allora non è lui, ti saluto. No, io vabbè, ok, grazie Antonio Cassano. Conosce solo uno che c'è una gioielleria. Arriva Mahler, che
giornata, Marcello Lippi e Antonio Cassano nella stessa. Mettere? Oddio, ho detto è diventata notte. Vai col disco! Yeah. Comunque io sulla mezza punta della nazionale dei politici. C'è un'idea? Sì, sì, le due. Chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Ragazzi, il Mahler è fortissimo, questo qua veramente avesse presentato il pezzo a Sanremo l'avevo preso. Ah sì. Suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Grazie Mahler, oggi sentiamo pezzi brevi perché abbiamo un sacco di cose da dire. Ad esempio dobbiamo fare una tiratina d'orecchie ai giornalisti, È vero, pochino, perché non si fa, amici giornalisti, non si fa, no. Avete esagerato oggi, scusate, avete esagerato, devo dirlo, spezziamo veramente una lanciatema a favore di Sanremo, perché non si spiega come il giorno dopo Sanremo gli articoli erano sul vago, non eclatanti, ma molto sul vago. In generale, qui parliamo della stampa in generale, sul vago. Poi che cosa succede? Perché ancora non si sapevano gli ascolti. Oggi, ieri si sono saputi gli ascolti, oggi sono usciti i giornali. Massacrate. Bisogna massacrare prima, se si deve massacrare, o sbaglio? Prima degli ascolti. E invece il primo giorno dopo Sanremo. Poi massacrare come? Cioè, nel senso. Guarda, poi Panariello adesso in questo momento l'hanno messo un po' tutti quanti. E abbiamo preso un articolo che abbiamo trovato. Ho trovato un piccolo, faccio vedere qui in sala, guardate, questo riquadrino con Panariello, che è la dimostrazione che quando si vuol parlare male a tutti i costi di qualcuno escono cose di questo genere. Vai, c'è una piccola rubrica e c'è scritto vestiti bene e vestiti male. Nei vestiti bene c'è Gianluca Grignani. E vestiti poco Ilari Brasi. Questo è un altro discorso. E c'era Gianluca Grignani, lo chiamavano bellissimo Grignani, jeans strappati, giubbotto, urban chic. Poi parlano di Panariello e questo vi fa capire quando gli devo parlare male per forza. Guardate cosa dice Panariello. Perfetto lo smoking Armani, taglio ineccepibile, cade a piombo, sbagliato è chi lo indossa perché non restituisce al vestito la dovuta disinvoltura. Questo perché vuol dire? Vuol dire massacrare uno a gratis. Sì, a gratis, l'ha detto che intanto stava benissimo Panariello vestito. Vestito stava bene, ma pur di parlare male ha detto che era lui che non stava bene dentro quel vestito. Il vestito si è indignato, è andato via da sé. Se n'è andato, ha detto bravo Panariello, non te voglio più. Come ti permetti a mettere una cosa così? E a proposito di Sanremo siamo andati a scovare una canzone di un gruppo eliminato a Sanremo che io non so come facciano ad eliminare certi gruppi da Sanremo, adesso non mi ricordo come si chiama il gruppo. I tiri al piattello. I tiri al piattello. Si chiama... Sicuro? Sì. Un gruppo che si chiama così. Tiri al piattello. E la canzone? La canzone si chiama Che bella è la vita. Quindi una canzone molto positiva, è una canzone molto sanremese. E l'hanno eliminata, cioè non l'hanno presa, noi l'abbiamo trovata, ve la facciamo sentire così come ci è arrivata. Sentiamo. I tiri al piattello con Che bella è la vita. Che bella la vita, prego, sentiamo il testo, è importante. Tipico sanremese. La peste, la lepra, la gota, l'eczema, la SARS, poi l'eritema, Ariannaccia serpente, la scabbia, la rabbia, la tubercolosi, gastrite, nefrite, la peritonite, mi han licenziato e tu mi hai lasciato, stanotte ho forato e al cielo son stato. Che bella la vita, il cuore malato, ho perso la milza
E allora sei un pirla, scusami se te lo dico. Il finale è meraviglioso, secondo me. Amo. Sì. Sì, ok. Vabbè. Però ti amo. Ho capito. Non è finita ancora. Ah no, è bellissimo. Vabbè. E 10. Finirà prima o poi. Sì. Oh, ecco. Beh. Perlomeno rimaniamo amici. I tiri al piattello. Beh, io direi. Sì. Io non so come fare a mandare, cioè, io so che in questo momento chiunque vorrebbe avere il CD singolo di questa, canzone, io veramente lo pubblicheremo, lo faremo pubblicare, magari lo daremo in pasto a qualche settimanale che lo mette in omaggio, diciamo da Viva Radio 2, anzi no in omaggio, facciamo un po' di beneficenza, chi ha bisogno scegliamo e diamo questo singolo, che bella la vita. E regaliamo anche il Prozac insieme. Esatto, mi è piaciuta molto. Sta arrivando il nostro attore, sta arrivando ancora qualche minuto, ci sarà Sergio Rubini con noi che ci parlerà di questo film che si intitola Terra, di cui lui è regista e anche fa una piccola parte, ci spiegherà come questo attore Ho visto nei trailer come l'hanno combinato. Sì, l'hanno combinato. Bisogna andare al cinema, ragazzi, cinema italiano, avete visto la comincina agli Oscar, Rubini che fa? Ce lo vogliamo mandare agli Oscar? Stavi spaccando gli occhiali. È vero, non me ne ero reso conto. Posso usare il mezzo? Vai, usa il mezzo. Devo usare il mezzo perché devo fare gli auguri ai miei suoceri. Allora? Sì, perché i miei suoceri, dico nome e cognome, che in questo momento diventeranno Viola di mille colori, Paolo e Grazia Biondo, oggi compiono 44 anni di matrimonio. Auguri, 44 anni, sono 44 anni. Cioè, io ce l'ho di vita 44 anni, il matrimonio è difficile, capite? Difficile, invece loro si amano e fino da 44 anni. Da 44 anni. Bello, Non è bella questa cosa? Sì, io chiuderei il programma qua. Sì, finita. Sì, perché un cuore rosa. No, perché vedo te che mi guardi, che sei stranito. Certo. Scusa, perché due persone compiono 40, esistono? I miei 46. Ah sì? Quando sono nato io, cioè sono nato io e mia mamma si è sposata, cioè il contrario. Si è sposata e poi sono nato io. Sai che è l'unico caso perché se ne parlarono nei giornali, di genitori che si autoabbandonarono da soli loro. Quando nacque lasciarono all'autostrada da soli, si legarono a un guardrail e mi lasciarono lì. Bene. Vabbè. Auguri Paolo e grazie. Auguri. Margherita ama. No, ancora. Come sente parlare di matrimonio? Margherita ama. Dai, per favore. Basta. Sì, lo sappiamo. Allora dicevo, sta per arrivare, ma prima ci colleghiamo con la sala di amici. Sì, Maria De Filippi. C'è un fan club di Catello. Che è successo un casino, mi hanno detto lì. Hanno le platinette, credo abbia litigato con qualcuno. Sei un mezzo uomo, gli ha detto. E lui diceva stronza. Esatto. Io immagino il Moige. La signora Munizzi era lì davanti alla televisione. Ha sparato alla televisione. Vabbè. A me, io vedo amici, c'è quella signora napoletana, non so se avete notato, fantastico. C'è una signora di una certa età napoletana che sta lì, comincia a dire: a me non mi sei piaciuto. Per niente. No, ballavi malissimo. Secondo me devi cambiare mestiere. È una proprio lapidaria. Una roba. È una professoressa. Qualcuno sa come si chiama? Come? Rita, signora Rita, ma Rita, che dici? S'ammorbidisca un po', quei poveri ragazzi, li lasci sta. Vabbè, ma la signora Rita molto probabilmente è stata messa lì apposta, certo. Perché lei c'ha il contratto, diciamole queste cose. Bene, allora amici, sala prove, sentiamo, abbiamo questo è Catello. Catello che sta sudando, che sta ballando. Ecco. Un urlo ogni tanto anche là, Forza ragazzi, eccola. ancora 1, 2, 3, tutti insieme, sculacciate tutti. Vai. Voglio vedere il vostro sudore inondare il pavimento. Mamma mia che schifo. Forza Catello, salta come il cangurotto. Basta urlare. Basta, fai un urlo. Allora, forza.
Vieni qua. Ragazzi, un momento di pausa, calma. Sì. Forza, andate tutti sotto la doccia. Ecco. Andate tutti. Ok. Catello, che domanda mi fai? Ovviamente tu, no. Certo. Tu ovviamente devi restare con me, ti devo parlare. Mi ero illuso. Sì. Non ti devi illudere, devi lavorare, devi sudare. Ho parlato con Chico Sfondrini e Peppino Cera. Devi stare molto attento, lo sai? Lo so, a te devo stare molto attento. Non fare lo spiritoso, devi stare attento, lo sai, quello lì, a Arion. Hai visto Arion? No. Hai visto come sfolazza leggiadro? Hai visto come si muove? Ha la grazia di una gazzella. Se non ti alleni sei spacciato. Quello ti elimina. Elimina. Meglio così, va. Ma sei pazzo! Non voglio sentirti dire questa cosa. Devi allenarti e ricordarti sempre che se vuoi essere un ballerino, la tua parte femminile deve avere il sopravvento. Senti, lasciamo stare la parte femminile che è meglio, Ora dobbiamo allenarci. Hai visto Sanremo? Sì, l'ho visto. Lo sai che Sanremo è la patria dei fiori? Sì, lo so. Forza, improvviseremo coreografie sui fiori. Aia. Dai, tu sei una bella mammola. Io sarò la tua aiuola. Certo. Vieni qui, mammoletta. Vieni qui. Senti, cambiamo fiore che è meglio, Va bene, allora tu fai la margherita. Ok? Io ti tolgo tutti i petali. Uno ti domanda, ci stai o non ci sta? Ci sta o non ci sta? No, i petali sono dispari. Ma guarda vuol il dire che caso. ci sta. Lascia stare i miei petali, non voglio più fare i fiori, Va bene, allora passiamo alle piante. Tu fai l'edera. Dai, io posso fare il muro di cinta. Certo, figurati. Dai, vieni qua, piccola edera, avvinghiati al tuo muretto. Ma non si può prendere un'altra pianta? Certamente, allora sai cosa facciamo? L'ho trovata. Faremo il tronchetto della felicità. Aiuto. Io ci metto il tronchetto e tu sarai felice. No, il tronchetto no. Grazie. Lasciami stare. Stacchiamo la sala prove di amici, basta, grazie. Adesso arriva la radiopromozione. Ehi! Radiopromozione. Oh Rosaria, quando ti vedo sai mi manca l'aria. Nella Sicilia tu sei originaria. Rosaria, l'arancia rossa dell'Etna. Sono rosse solo se vedono l'Etna. Certo, lei sa sempre tutto. Ma lo sa che parliamo del famoso e unico tarocco rosso di Sicilia? Ricco di vitamine e sali minerali, ideale per un'alimentazione sana e naturale? Sono rosse solo se vedono l'Etna. Capito? Rosaria, l'arancia rossa dell'Etna, da Pannitteri, produttori in Sicilia da 40 anni. Rieccoci live. Signori, sta per entrare, eccolo qua in studio. Uno degli attori più bravi nel panorama del cinema italiano, lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Un ragazzo che è ancora giovane ma già alle spalle una carriera lunghissima. Sergio Rubini. Eccolo. Sergio Rubini, buongiorno. Buongiorno. Sentivi la radio mentre venivi qua? Sì, ho sentito Lippi. Ho sentito soprattutto Cassano. Cassone, sentite. Mi è un po' dispiaciuto, non mi ha riconosciuto in quanto suo corregionale. No, pensavo avessi una gioielleria, lui ha sentito, sai, Rubini. Allora Sergio, tu non sei uno che va in giro, che tu vedi tutti i giorni in televisione, sulle cronache rosa mondane, non ci sei mai, ma dove stai? Dove ti chiudi? Giri sempre? Giro sempre. No, le cronache rosa no. Un tempo ci sono stato. Ah sì? Ho avuto un periodo un po' tumultuoso. Il periodo tumultuoso. Invece, scusa, vediamo, c'è Sassatti, devi dire delle cose. Che mi deve dire? Niente, ti piazza il microfono là. Sul naso. Allora, quando Rubini esce vuol dire che ha fatto un film. E ho tutto il sospetto che questo sia uno dei film a cui lui tiene in modo particolare. Perché quando è arrivato qui stamattina mi ha detto: l'hai visto il mio film? Non l'hai visto il mio film? Ma tu non hai visto il mio film? Perché l'hai visto il mio film? Tu devi andare a vedere il mio film. Il mio film devi andare, perché lui sa che mi muovo poco così. Certo. Perché mi dici? Perché cosa diresti al pubblico che in questo momento, anche qua in sala, che questi sono terribili, guarda come ti guardano. Mamma mia, che paura. Perché loro ti guardano e dicono l'accomodiccio che hai fatto, capito? Invece noi, zac. Intanto questo film diceva il titolo lo so. No, aspetta, perché tu l'hai sbagliato. Il titolo lo chiami Terra, che sembra la storia di Cristoforo Colombo quando vede l'America. Invece no, la Terra. Ah, chiedo scusa. Scusa, no? Terra mi dà l'idea, terra. Quindi uno già ti vede sul ponte della nave. No. Invece terra. La terra.
Non entra, non c'è niente da fare. Non c'è verso. Aiutami. Mi fai la cortesia? La terra. Baldini? Sì. Continua tu. La Terra, il nuovo film di Sergio Rubini. Ok, La Terra. Sì. Senti, ma la Terra gira intorno al Sole o no? La Terra è inteso ovviamente come la terra di appartenenza. No, perché è anche quello, no, ma è in realtà la storia di un signore che ha lasciato il suo paese di origine da ragazzino, è emigrato al nord, Nord Italia o Italia, dove ha vissuto e si è formato, e poi torna al sud per vendere un pezzo di terra che condivide insieme a dei fratelli. Ecco perché quindi lasciata in eredità dal papà. Questa terra, in realtà lui pensa di arrivare, di rimanere solo lì 2 giorni, poi le cose si complicano perché il mio film è un giallo. Si complicano, lui comincia a sospettare addirittura di ognuno dei suoi fratelli perché c'è un omicidio. Scusa, aspetta. Mi è piaciuto come tu stai raccontando. Ora noi ti punteggiamo il racconto. Cremonesi te lo punteggia con la musica. Ripeti tutta la storia. Non me lo punteggiate. Non me lo te lo punteggiamo. Allora, no, ti prego. Ogni punteggiata sono 4 biglietti al cinema. No, punteggiamelo allora. Fatti punteggiare, dai. Allora, senti, è la storia È la storia di un uomo che si è formato al nord e che scende giù al sud Italia per vendere un pezzo di terra che condivide con i suoi fratelli. Una volta giù c'è un fatto di sangue. Un omicidio. No, si è tagliato uno con la lametta. Omicidio. Andiamo a capo? Sì. Vai. È un omicidio. Bentivoglio, che è il protagonista. Hai detto tutto. E qui ti sei illanguidito. Quando ho detto Bentivoglio ti sei illanguidito. Ti piace Bentivoglio? Sì, è un po' cowboy anche lui. Scusa, se tu fai una battuta così, domani sui giornali. No, per radio dico, no, soprattutto mia moglie e soprattutto te voglio dire i miei suoceri. Io vedo già i titoli: a Fiorello manca il gambo che stanno sentendo per fare la battuta. Vabbè, allora Bentivoglio, che è un bravissimo attore, ma non è il mio tipo. Bentivoglio comincia a sospettare di ognuno dei suoi fratelli. Addirittura? Yes. Sospetto dentro la famiglia. Ai. E quindi insomma Bentivoglio si trasformerà in una specie di detective. Comincerà ad indagare su questo omicidio. Che è l'oroscopo questo? Fallo finire perché sennò. E il compito di Bentivoglio sarà non solo venire a capo di questo fatto di sangue, ma anche rifondare questa famiglia sgangherata. Quindi è la storia di un ritorno. Però qui tu che sei tu dici che sei hai detto 44 anni, ma non 46. So come fai 46 a maggio. 46. Quindi non comunque è la storia. No, perché prima mentre arrivavo in macchina ti sentivo dire che avevi 44. Ho detto, ma come fai? Capito? Non ne tornavano i conti. Hai ragione, 46. No, perché giro col pallottoliere io. Mai preciso, No, sai che mi ha intrigato? Mi verrebbe voglia stasera d'andare subito, di non vedere la nazionale e andarmene al cinema. No, ma veramente, perché ti spiego che io voglio sapere adesso chi è che ammazza chi e voglio sapere chi alla fine non lo puoi dire. Si scopre però. No, non si può dirlo. Si scopre. Ma non si sa chi. Si scopre? Sì. E quando si scoprirà la gente farà no. Sì. Non ci posso credere. No, è fatto bene. Penso che sia fatto bene il film. In questo senso il giallo funziona. Però oltre questo, che voglio dire, è l'elemento così, e la storia anche un po' racconta quanto c'è di bello in un ritorno, ma anche quanto c'è di brutto. Perché si ha la sensazione di perdere qualcosa quando si torna, di perdere tutto ciò che abbiamo guadagnato andando via. Insomma, penso che sia. Mi hai toccato. Davvero? No, te lo giuro, non ti ho toccato. No, mi hai toccato. Ma non ti ho toccato, ma che dici? Con la tua parola. Ma voi sapete che quest'uomo qui lo chiamano sempre a fare dei film all'estero? Sapete come in America come è chiamato lui? Come quando parlano sempre Dustin Hoffman fanno il Sergio Rubini americano. Certo. È vero, lo dicono gli americani quando fanno i paragoni, che tu sei un po' il nostro Dustin Hoffman. Ti riconosci un po' in Dustin Hoffman, che tu sei uno che quando fa un ruolo entra dentro e poi non esce più. No, ne sarai uscito, però non riesco a uscire. Ma ti vedi un po'? No. Al Pacino qualcuno ti ha accostato al Pacino? No, nessuno. Solo io ti accosto Chi è l'attore secondo te, l'italiano che stimi, a parte Bentivoglio che è il tuo protagonista? Secondo te quello lì è un attore che proprio c'ha le palle, c'è proprio un attore. Io penso che ultimamente gli attori in Italia siano tutti bravi. Penso che ci sia. Sì.
penso che ci sono tanti attori bravi, davvero. No, in questo ultimo periodo. Ma lo sai anche te. Anche nel tuo film, devo dire, ci sono alcuni giovani tipo Briguglia, ad esempio. Briguglia, che è un tuo corregionale, che è veramente un bravissimo attore. Diciamo il cast, eccolo qua. Te lo dico io, c'è Massimo Venturiello, che è grande attore anche lui, Emilio Solfrizzi, Giovanna Di Rauso, sono sincero, non la conosco. Perché è una giovane attrice. Vedi? Che comincia. Cosa ha fatto? Praticamente È la prima cosa? Sì, è la prima cosa, per la prima volta nello schermo. No, ha fatto cose molto piccole, ma questo è il suo vero primo ruolo. E poi c'è questo Sergio Rubini, com'è? Ma chi è? È un gioielliere, c'è una gioielleria questa. E poi c'è anche Claudia Gerini, la produzione La Fandango. La Fandango del Procacci, il mio produttore, ti saluta. Saluta Fiorenzo. Saluta. Allora, noi faremo adesso una pausa. Abbiamo un trailer per caso? Non lo so, Che abbiamo un trailer? Abbiamo un trailer radiofonico, è bello, il trailer radiofonico. Attenzione, trailer di La Terra. Guarda, proprio adesso è venuto. La Terra. Vai. Il progetto mi sembra bellissimo. Ci fanno un piccolo villaggio, vedi? No, è gente seria, Il bosco, per esempio, non lo toccano. E poi l'offerta migliore che ci poteva capitare. No, Mario, per me va bene. Ma altro che dici? Papà lo sapeva che prima o poi ci avreste provato, per questo ha messo tutto per iscritto. Senza la firma mia. Qua non si vende niente. Di santo. Come a piedi stai? Doveva venire mio fratello Mario, ma evidentemente. E lì raccomando, i fratelli tuoi. Quello presta soldi a tutto il paese. Eppure a me mi sei andato a inguaiare con quello. È rimasto identico qui. Ci facciamo un bagno? Ti ho visto stamattina. Ti ho visto. Stai attento che io pure a Milano ti venga a pigliare. Se quello stronzo non la lascia stare, guarda che quello non scherza. Tonino merita solo di morire. Di morire! Allora, eccolo qua. Non abbiamo sentito tutto perché mi dicevano che durava 3 minuti e 3 minuti manca il cinema. Tu fai il cattivo? Io faccio il cattivo. Perché l'ho sentito dalla voce. Ho visto il trailer in televisione, ma non t'ho riconosciuto perché sei mostro, sei brutto. Perché invece nella vita sono molto bello. Lì ho dovuto molto lottare per i brutti. Questa era la battuta che volevi fare. No. Questa era la battuta. Scusa, Cremonesi. Tu, no, romantica. Tu ti credi brutto. Aspetta, ma non vai lo avanti, sei. vai avanti. Non lo sei. Per me non lo sei. Perché per me tu non sei Sergio Rubini regista, per me sei solo Sargio. E lo sai che cosa mi colpisce di te? Lo sai? Niente. Questa tua bruttezza che però è bella. Questo naso importantissimo che ha. Broken Back Mountain. E quindi secondo me, Sergio, tu non ben ti voglio, tu sei il mio tipo. Ecco. Perché come dice il proverbio inglese, tala naso, tala fuga. Ma guarda chi c'è! Guarda l'ingresso, Baldini. Ho visto. Scuote la testa anche. Scuote la testa, facciamo venire? Facciamo un'intervistina sulla nazionale. Allora adesso abbiamo una cosa da mandare. Sì, allora si accomodi, dottor Maffei di Rai Sport, si accomodi. Venga con noi, si accomodi, Maffei. L'abbiamo preso in mezzo. Abbiamo avuto Lippi al telefono, lo sa? Abbiamo avuto Lippi al telefono. Un attimo che andiamo. Sale mette la cuffia. Sono venuto apposta. Addirittura? Per Lippi? Eccolo. Come vanno le cose? Ste Olimpiadi, finito tutto? Credo siano andate bene. Benissimo. No? Ti sei divertito? Io da morire come tutti. Si è dato al curling adesso. Sì, noi avevamo avuto l'idea che vorremmo giocare a curling per 4 anni, io con tutto il gruppo degli autori. Sì. Per 4 anni vorremmo fare solo quello, devo parlare adesso, parliamo col sindaco Veltroni se ci fa 3-4 campi di curling. Io voglio giocare a curling per 4 anni e poi voglio andare in nazionale di curling. Io vi vedrei bene invece nello skeleton. Cos'è lo scheletro? Quello dell'armadio? No. Ah no. No, cos'è? No. Che? Scusi.
Un attimo, adesso mettiamo a posto il microfono, appena finisce il programma è pronto. Ecco, ci siamo. Ecco, giriamo. No, era sbagliata solo la cuffia, ecco, adesso ci siamo. Diceva Maffei? Dicevo che ognuno ha il suo skeleton poi. Ognuno. Lo skeleton è uno slittino, no? Quelli che vanno però con la testa in giù. Esatto. No, quello no. Quello non ti piace. Conosce Sergio Rubini? Molto piacere. Facciamo degli incontri. Esatto. Hai mai visto un film di Rubini? Perbacco. Non mi chiedere i titoli perché io non mi ricordo mai. Anch'io, ho lo stesso problema, quindi quel mio film cugino. Dove lui faceva, no, sempre mio cugino. Mio cognato. Mio cognato. Lo chiamano sempre mio cugino. Ma lo sai perché? Ma perché? Perché non lo so, c'è la faccia da cugino più che da cognato. C'è mio cognato, il viaggio della sposa. Sì. Mortacci di Sergio Citti, grandissimo Sergio Citti, ha fatto dei film, ha fatto Il talento di Mr. Ripley, sì. non so, faceva la parte del commissario. Scusami, polizia, meraviglioso. Il Gesù di Mel Gibson là, che fa uno dei due ladroni. Ah sì, signor non sì, me lo ricordare. Perché? Stare inchiodato. Ecco, allora facciamo una cosa, pensa un aneddoto, perché adesso abbiamo una rubrica a cui non possiamo non dare spazio, che è la rubrica dei nostri perché. Se uno non sa una cosa è giusto che questa cosa ma è la proprio sappia. necessaria. Sì, sta arrivando lui. Vai, eccolo. Ehi! Ciao Marco, sono io, mi senti? Beh, anch'io, come stai? Bene. Anch'io sto bene. Ma tu sai perché? No, io non lo so. Aia. Se uno non sai perché, è meglio che li sappia. certo. Quindi io che ci sto a fare qua? Certo, allora, dimmi qualche sai ma perché. ma tu sai perché i figli di Anna Oxa, vedendo il film The Ring, hanno gridato mamma, sei in TV? No, non lo so. In effetti, Ma dovresti saperlo, mi dispiace. Si gioca, si scherza. Senti, sai perché se la tua fidanzata sta a fianco di un falò anche d'estate, forse è meglio se non la sposi? Ho il sentore, sì. Vedi, queste cose è meglio saperle. Che non saperle. Salve Maffei, come sta? Tutto bene, grazie. Ecco, l'uomo del sai perché. Mi dà un pronostico per la partita di stasera? Mica facile. Lo so. Ho sentito la formazione che vi ha dato Lippi. Insomma, bella, autorevole, ma un po' lenta. Però. Ciampi. Sì. Ciampi. Noi ne abbiamo una, guardi, Sì. Gliela faccio vedere. Ma cerca, eccola qua. Eccola qua, abbiamo Ciampi in porta, terzino destro, duro di fascia, Storace. Al numero 3 Marrazzo. Il numero 4 Grintosa Lagattuso, la russa. Stopper Di Piero, gli manda l'avviso di garanzia al centravanti avversario. Pannella libero. Di far quello che vuole proprio. Fini alla destra, Bertinotti alla sinistra, Letta regia, Prodi di punta, Berlusconi mezza punta. Sai perché? Sai perché? Certo. Abbiamo fatto, questa è una perfetta formazione della par condicio. E a proposito, ma sai perché se il diavolo fa le pentole, Mastrota gli vende i coperchi? No, non lo sapevo, neanche questo. Quante cose che non so, uomo, sai perché. Lo so, ce ne sono alcune che non si possono dire, ma soprattutto la penultima. Lo so, però è bella. No, non la dirò mai, troppo volgare. Uomo di sai perché. È scientifica, dunque. Sono tentato. Dilla, dai. Senti il pubblico? Vai, uomo di sai perché. Bene, dai. Farà finta di non senti, sai perché se incontri un UFO? Un UFO l'abbiamo trovato, ok. Sai perché se incontri un UFO e gli accarezzi la testa? Virgola. Sai perché se non fate finti tonti e vi girate? Sai perché se incontri un UFO e gli accarezzi la testa e questa si gonfia, forse quella non è la sua testa? Ho idea. Grazie, uomo di sai perché. Bene. Era terribile. Però, caro uomo. Comunque, Berlusconi mezza punta e meglio. Sì, in effetti, Beh, voglio rimanere con la voce così. Tutta la sera? No, torno normale? Vai. Ma poi lo sai che esce un film tra poco, anzi già nelle sale? Da quando? Da venerdì scorso. Si chiama La Terra. È un film di Sergio Rubini.
Bisogna andare a vederlo perché veramente questo cinema italiano che ha avuto, diciamo, una risalita ultimamente. Poi vedi sta cosa dei biglietti, che hanno abbassato i biglietti, c'è stato un aumento del 170%, abbassando i biglietti, credo, quant'era? 4 euro, 5 euro, quant'era? 5 euro? Adesso a 5 euro. 5 euro. Lo dovrebbero fare anche nel calcio. Anche, vero, ma anche con i dischi, con la musica, con i film, con i libri. Perché nessuno si rende conto che abbassando i prezzi poi aumenta la quantità, quindi stiamo sempre là. Ma guarda, io non sono un esperto, però credo che aver reso i cinema più comodi e far pagare meno, no? Certo. Dire, una ricetta assolutamente facile, essenziale. Se lo facessero negli stati italiani, rendendoli più comodi, più sicuri e abbassando anche il prezzo dei biglietti, credo che forse la gente si rivedrebbero le famiglie, i bambini. Certo. Giusto, promuoviamo. Basta! Lancia questa campagna pure, dai. Lanciamo questa campagna. Allora, noi abbiamo le scatole a tutti i presidenti di Serie A, Serie B, li chiami, strappi la promessa. Una parola. Parleremo Petrucci? No, è un'altra cosa, Petrucci. Sì. Pubblicità? No, mi dicono a me che c'è la pubblicità. Sì. Cioè, anche qui abbiamo la pubblicità e quindi dobbiamo mandarla perché ieri poi ci chiama Maraldi, come si chiama? Sì, Maraldi che ieri che ci ha chiamato responsabile della pubblicità. È una libreria. No, Maraldi è un no. Vai con la pubblicità e torniamo subito. La Terra, Sergio Rubini, è andata al cinema. Vai. Le regole del vestire. 1. Mettere sempre le stesse cose. 2. Abbinare solo pochi colori. 3. A scuola vestirsi tutti uguali. Ma chi l'ha detto? Stop alle vecchie regole. È ora di vestirsi original. Nei negozi Original Marines trovi tante proposte, colori e allegria per tutta la famiglia. Perché chi vive original, veste original. Scopri il punto vendita più vicino a te al numero verde 888 60 57 oppure su www.originalmarines.it. Il tempo non scorre mai come vorremmo. A volte corre troppo in fretta, a volte sembra non passare mai. Ferma il tempo, oggi puoi. Classe E con Full Care Service, 3 anni di assistenza completa, di serie, 3 anni senza pensieri, da vivere al ritmo dei nuovi motori V6 CDI, da 190 a 224 cavalli. Extraordinari, Classe E, in tutti gli showroom Mercedes-Benz, 800 77 4411. Se sei più bravo di me che già sono dotto a far le rime, dai, su mettiti sotto, prendi il microfono e canta il tuo motto. Non c'è senza. Vai sul 1288.it, inventa la tua rima per il 1288 e ricevi il CD della canzone del Pelotto. Le migliori 12 comporranno la nuova canzone dei fans del Pelotto. Regolamento completo sul 1288.it. Scade il 19 marzo. Non c'è 12 senza 88. Viva Radio 2. Rieccoci da Via Asiago in diretta, viva Radio 2. Abbiamo lo smemorato di Cologno. Smemorato, buongiorno. Sì. Lei canta sempre. Crivio. Si trova ancora a Sanremo, Smemorato? Pronto? Sì, pronto. No, sono in America. Ah, e che ci fai in America? Non lo so. Allora, scusi. Purtroppo mi trovo qui, c'è uno strano signore che mi sta baciando. E chi è? Un attimo. Come si chiama? Si chiama Giorgio. Ah, italiano. No, dall'accento mi sembra straniero. Mi dicono sia. Di dov'è, scusi? Texano. È texano. Ah, allora è un cowboy. Pronto? Vabbè, anche su questo mi dice pronto, dai. Senta, che fa questo Giorgio? No, niente, andiamo in giro mano nella mano, tutti ci salutano, lui mi fa un sacco di complimenti, dice che sono un leader forte, tra l'altro mi chiama leader, ma non mi ricordo di cosa, purtroppo. Comunque mi ha detto che mi stima tantissimo e a dire la verità anch'io incomincio a provare qualcosa per lui. Scusi se le faccio notare sta cosa, ma mi state prendendo un po' la piega dei cowboy lì, No, lui fa il cowboy, io come al solito faccio l'indiano. Certo, giustamente. Senta, so cosa chiedergli. Senta, che avete fatto ieri, ad esempio, dai? Ma guarda, Giorgetto mi ha portato a Disneyland. Sì. Tu pensa che mentre ero là tutti mi indicavano e dicevano Mickey Mouse. Ma secondo lei perché?
Oh, che ne so. Lei quanto è alto? Mi verrebbe da dirle pronto. Però mi risponda. Stavolta le dico. Sarò sincero. Sì. Va bene? Sì, sia sincero. Anche da smemorato, mi ricordo, ecco. però diciamo che non molto. Ecco. Diciamo che sono un falso alto. Ah, un falso alto, ho capito. Senta, e le sue orecchie come sono? Diciamo importanti. Beh, allora una scambiata per Topolino. Scusa. Pronto? Eccolo là, vabbè. Pronto? Sì, niente, smemorato alla Radio 2, si ricorda? Ah sì, ciao, come state? Tutto bene? Sì, bene. Lei era in America. Quando? Come l'ha detto lei adesso è in America? Adesso? Sì. Sì, ecco. Scusi. È dal passante, vabbè. Yes. Scusi, dove siamo? United States. Sì, col dialetto di Centocelle, vabbè. Guardi, fu trovato un buon uomo con origini, credo, Italiote, sì, vabbè. Italiote. United States. E quindi dovremmo essere qui. Ah sì, mi ricordo. Ecco. Io, Giorgio, la serata. Esatto, come bello. l'avete conclusa sta Guardi, serata? abbiamo sparato dei razzi bellissimi. Ah, dal balcone di casa? No, dalla portaerei Saratoga. Grazie allo Questo è smemorato. quanto. Arrivederci. Grazie. Vabbè. Non si ricorda più chi è, non c'è niente da fare. Ogni volta ci proviamo, ma ha perso la memoria e non riacquista più. Purtroppo. Ti sei perso lo smemorato. Lo sai che del Sì. festival di ieri sera mi ha colpito una cosa, perché ieri a un certo punto gli eliminati non c'erano, come al solito che eliminano, come i programmi a premi dell'Italia, no? Quando ci sono i premi, se vinci vai, se non ti danno niente non vai. Cavolo, questa è una cosa, non c'è. Ieri sera, tra tutti gli eliminati, uno solo si è distinto, secondo me, che merita un applauso doppio, che è Mario Venuti, che nonostante Mario Venuti ieri eliminato, si è presentato, ha accettato, ha detto vabbè, poi il pubblico deciderà se il mio disco, la mia canzone è bella o no. Oh, e indovinate chi ci abbiamo al telefono? Mario Venuti! Ecco. Ciao! Mario, come stai? Bene, sto bene. Ma sbaglio, ieri sei stato colto un po', come si dice in inglese, a lanciasatta? No, già lo sapevo già da quando era dal ristorante. Ah, io pensavo già lo sapremo prima di andare a Sanremo, no? Ah, perché già al ristorante... No, diciamo che quello un po' me lo sentivo pure. Glielo dice il cameriere al ristorante. Salve signore, buongiorno. Salve signor Venuti, lei è stato eliminato, sa? Cosa vuole? Sì, me lo comunica. Un vassoio d'argento con una busta, io la apro. Così proprio. Senti, ma sei stato l'unico ad andare sul palco degli eliminati ieri, lo sai tu lo sai? Sì, lo so. Voglio dire, con questo non significa che uno ha perso, no? Perché poi il responso verrà tra... dalle vendite dei dischi, no? Sì, ma è la solita vecchia storia di Sanremo, insomma, sempre è un po'... Le giurie demoscopiche devo dire che non lo so, non ci azzeccano mai. E che vuoi fare? Il problema guardi, anch'io nel 95 ho avuto lo stesso problema, queste giurie veramente telescopiche, io non so come telescopiche. Non sei riuscito. Non so come facciano. Ma senti, ti volevo dire, intanto in studio c'è Fabrizio Maffei dello Sport Italiano, c'è proprio le reti Rai, e poi c'è Sergio Rubini. Conosci Sergio Rubini? Come no? Hai visto? Senti, come no? Vuol dire che vedi i tuoi film. Perché no? Ho visto proprio la terra. Appena sono arrivato a Sanremo il primo giorno, avevo il pomeriggio libero e sono andato a vedere la terra. Bellissimo! Mario Venuti! Grande! Senti Mario! Allora, no, aspetta. Chi è l'assassino? No! Non lo dire, Mario, gli rovini. No. Dici invece il tuo giudizio. Adesso lo so che magari c'è sincero. Tu hai visto il film, c'è Rubini qua pronto. Ecco. Mario? Sì? No, dicevo, il tuo giudizio su questo film che hai visto a Sanremo. Bello, no, mi è piaciuto molto. Sì, mi è piaciuto perché c'è questo un po' questo lato oscuro del sud, questi personaggi, questi malavitosi. È bello, anche abbastanza passionale. Bello. Ho detto 4 volte bello, quindi più bello di così. Certo. Devo dire che si muore, quindi. Senti, sei andato via da Sanremo o rimani fino a domenica in? No, rimango fino a domenica in. Sì, perché sai, poi. Senti, allora noi ti facciamo un regalo, perché qui nel nostro programma non mettiamo mai, diciamo, dischi famosi, ma mettiamo solo demo
di ragazzi che cercano di far conoscere la musica. Però in questo caso, nel tuo caso, che insomma sei stato uno eliminato e poi per giunta è andato lì sul palco a dire grazie di tutto lo stesso, noi vogliamo far sentire la tua canzone, la sentiamo tutta dall'inizio alla fine. Ti piace? Versione integrale. Tutta integrale, con reggiseno, mi sembra preciso là. Sei pronto allora? Sono pronto. Allora un grande applauso al grande Mario Venuti. Ciao, grazie Mario. Ciao. Vai, Mario Venuti. Che tra l'altro è una delle canzoni più belle. Sì, è vero. Senti che accordi. Ehi. Lo stupore che mi colse quando lei mi disse sono innamorata di te. Dura troppo poco la vanità di sentirsi amati, un po' di gratitudine, poi voglia di fuggire via. Non riesco a immaginare qualcuno, qualcosa che inizi o più dimestichezza con la fine. E non c'è niente che mi riporta indietro. Ci sarà un altro posto nel mondo, una strada che riparte da qui. Ci sarà un altro istante nel tempo per vivere tutte le vite possibili che volevo io, che volevo io. Yeah! Mario Venuti a Viva Radio 2. E speriamo presto ai primi posti della classifica. Faccio il DJ. Yeah! Canzone scritta in collaborazione con Kabbalah. Dalle mie parti si dice Gendera Sugata. Un'auto in lontananza, sfocata dal sole, viene verso di me. Il caso ci porge infinite possibilità che non possiamo cogliere e si perdono. Non serve a niente ormai guardarsi indietro. Ci sarà un altro posto nel mondo, una strada che riparte da qui. Ci sarà un altro istante nel tempo. Mario Venuti. Per vivere tutte le vite possibili. Ed era Mario Venuti con la canzone del festival che già Cremonesi, guarda, la sta suonando, vai! Ci sarà un altro posto nel mondo, ci sarà un altro posto nel mondo. Sono solo queste parole per adesso. Ci sarà ancora un posto nel mondo. Maffei, no, perché voi dovete sapere che noi quando qui attacchiamo a cantare siamo. Alla fine, sì. Guarda, ti faccio un esempio, chiedo scusa, vediamo se trovo. Ah, guarda, ho trovato una canzone
Io non so perché guarda, se c'è scritto The Great Pretender, guarda cosa ti facciamo al volo con Cremonesi e i suoi. Oh, sai che tiri al piattello? Quel gruppo lì, mi sa che nel finale lo dobbiamo rimettere perché è troppo bello. Lo rimettiamo nel finale della canzone, bella la vita. Ti tiene allegro. Nel frattempo c'è ancora Maffei con noi qua, Maffei qua con noi, quando vuole intervenire senta questo The Great Pretender, ma soprattutto la pronuncia inglese preciso proprio. Sì. Oh yes, vai. I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender, adrift in a world on my own. I played the game, but to my real shame, you left me to dream all alone. Yeah, to real the fear of me. Believe to real when I feel what my hell can conceal. Oh yes, I'm the great pretender, just laughing and again like a clown. I seem to be what I'm not. You see, finale, I'm wearing my heart like a crown, pretending that's yours. Still can run. Maffei e Rubini senza parole. Bravo. Devo sottolineare che abbiamo anche noi fatto il coro. Sì, Maffei e Rubini facevano certo. Però lui, siccome sta pensando alla promozione, Rubini faceva la terra. No, invece però posso dirti una cosa. Pensavo a Ripley, quel film che ho fatto anche te, e quel pezzo quando cantavi Tu vuoi fare americano. Quello era carino. Eri bravissimo. Eri bravissimo. Non dovevo fare niente lì, dovevi cantare, eri bravissimo. Cantalo un po'. Quello là. Cioè tu a me mi inviti, capisci? Come devo capire chi te va bene? Sempre sono una sudamericana, passa scampagnando per tu l'era, come qualcuno te fa guardare. Tu vuoi fare americano, stop, finita, stop. Baldini ha cominciato a suonare il tamburello, ci ha mandato fuori tempo subito, abbiamo finito la canzone. Ho fatto la prima. Arrivederci, grazie. Vi saluto. Allora sì, chiamiamo Mike, vai, chiamiamo nonno Mike a casa, sentiamo se c'è. Sei a casa oppure in giro, perché sai, è un periodo che sta facendo spot in giro per il mondo, allora stiamo. Squilla, strano che non risponda subito, si vede che è impegnato oggi. L'ho incontrato anche a Roma. Anche a Roma, sì, è vero, era vestito. Sì, da clochard, faceva la pubblicità con. Ma chiedeva l'elemosina davvero. Sì, ma pronto? Pure... Ah, si sei pure intascate, Pare. Sì, vedi. È caduta la linea? È caduta la linea, scusate, la rifacciamo un'altra volta. Richiamiamo un'altra volta, vediamo se riusciamo a metterci. Ah sì, non è che gli ha dato qualcosa
Cioè, perché lui ho visto che acchiappava, ma Fiore sì, appunto. Protestava. Fiore protestava, sì. Hanno girato lo spot qui a Milano, ce lo siamo visto qua vestito da clochard. Appena l'ho visto ho avuto un principio di infarto dal ridere. Sentite. Sì. Eccolo, signor Mike. Allora, cosa state facendo? Niente, siamo qua, signor Mike. Allora, da 30 minuti che sono attaccato alla cornetta. Non è colpa nostra, signor Mike. Abbassate forse il volume in diffusione meglio, perché questo è un casino. Sì, Allora, forza, mi volete dire? Mezz'ora alla cornetta? No, signor Mike, lei dove si trova? Non ci sono cavoli miei. Vabbè. Allora, forza, mi chiamate sempre all'ultimo, sono l'ultima ruota del carro. No, signor Mike, non è l'ultima ruota del carro, è la ciliegina sulla torre. L'ultimo pelo del filo. No, Mike, no. Non dica certe cose, che lo sa che non lo pensiamo noi. Lo sapete, quando mi girano. Lo so, lei. Poi dico, questo è altro. Sì, lo so. E coraggio, amici ascoltate. Allora, oggi siamo qua nello stabilimento della Rovagnati. Si trova là? Sì. Tra l'altro volevo dire a Rubini che ieri sera io e la Daniela siamo andati a vedere La Terra, amici ascoltatori. Com'era? Allora, l'assassino. No, signor Mike, bene, grazie. Signor Mike, no, grazie. Non lo faccio. Va bene, non lo voglio fare. Sì. Ok, stavolta l'ho graziato. Che è sta roba? Allora, lontanato. Ma cos'è quello, Mike? Un suino? No, era tua moglie, è venuta a trovarci. Allora, cosa vuoi che sia? Siamo alla Rovagnati, no? Certo. Allora, com'è lo storyboard dello spot? Tu giri per lo stabilimento, Mike, e descrivi i prodotti e l'offerta Rovagnati, d'accordo? Vi danno l'Oscar per l'originalità, Avanti, forza e coraggio. Dov'è il piccolo Caron Demonio? Forza. È bello rotondetto questo bambino, No, Mike, è un errore, guarda, quello è un porcello. Il bambino sta arrivando, è lì. Eccomi! Quasi quasi preferivo il porcello. Certo. Allora, mi sembri troppo arzillo, piccolo, lo sai. Che bello qui, è pieno di maialini. Posso toccarne uno? Ma perché scomodare un animale? Se vuoi telefona alla moglie di Mario Bianchi. Non prendere iniziative, stai fermo e fai solo quello che ti dico io. Rimandate alla sigla. Cari amici telespettatori, allegria, siamo nello stabilimento della Rovagnati. Questo è il reparto per ogni 2 mortadelle in omaggio a una piccola scrofa domestica viva. Piccolo, stai fermo, dai, scendi dal maiale. Allora, posso sapere perché sono stato interrotto? Scusa, Mike, ma il piccolo stava cavalcando un maiale. La stessa cosa che faccio con tua moglie io. Ma non faccio tutto questo casino, Allora, forza, piccola eruzione cutanea. Se non stai fermo ti percuoto. Va bene? Come una salamella, la prendo e ti frusto. Avanti, rimandami la sigla. Ci siamo spostati nel reparto dove Rovagnati alleva i suini e li tratta come figli. Ecco, questi sono gli stalletti. Che è sta roba? Poi chi è che tira olive? Che bello! Raccolgo questa roba marrone da terra e ci faccio le palline. Allora, tu, piccolo rifiuto tossico, vuoi dirmi che hai fatto delle piccole biglie di letame con le quali hai colpito ripetutamente la mia sagoma? Mike, stai calmo, è solo un bambino, ti prego. Va bene, allora portatemi sua mamma che mi sfogo con lei. Ok, starò calmo. Mi portate un prosciutto di 10 kg con l'osso? Arriva, Mike. Allora, piccolo, ti piace il prosciutto? Sì, mi piace tanto. Beh, allora se vieni qua te ne faccio assaggiare un po'. Chiudi gli occhi. Ma non è fetta, signor Mike. No, non c'è mica bisogno, Oh, là, si è rotto il prosciutto, roba da matti. Va bene, per oggi abbiamo finito. Mario Bianchi, raccogli un po' di questo letame che lo mettiamo nel portabagagli della macchina di Mastrotta. Certo. Così ci facciamo 4 risate, forse a me che volete fare. Ok, Mike. Allegria, amici Grazie al signor Mike, buongiorno. Ecco.
Meno male che Mike non ci ascolta, glielo raccontano solo. Sì, infatti. Siamo in conclusione, volevamo salutare Fabrizio Maffei, pronostici non ne fa sulla partita stasera. Come vede, insomma, la formazione è abbastanza. Questa mi sembra molto competitiva, quella che avete offerto. Quella che abbiamo offerto noi dei politici non è male, mezza punta Berlusconi, punta Prodi. Magari. La panchina in panchina che ci possiamo mettere? Non so, è dura. Ci aiuti lei, Maffei? Dei politici? Non mi permetto. Non me ne intendo. Non me ne intendo. Certo che Bordon in porta non era male. Sì, Willer Bordon non era male. Tex Willer però. Sì. E anche l'onorevole Cento come centravanti non era pure male neanche lui. Che c'hanno? In Germania c'hanno la Merkel che gioca come centravanti. Ma la Merkel fantastica. Sì. E Pecoraro Scanio che gli facevamo fare? Si occupava dell'erba del campo perché diciamo scemi che siamo. Va bene, allora intanto salutiamo Sergio Rubini che forse non tornerà mai più a trovarci in radio per una promozione. Ma che dici? Però invece. Ma che dici? Ma che dici, voglio. Ma ci sta dice. Dai, fa un po' di pugliese, quello tipo il film La Stazione, il primo film di Sergio Rubini. Com'era quella battuta? Signori, io faccio la signorina. Tu mi chiedi. Io le chiedo, scusi, come fa Margherita Puglia? Scusa, volevo sapere. Dove sono i bagni? Ci stanno i cessi, ma è fuori. Questa era una battuta della stazione fantastica. Applauso a Sergio Rubini. Eccolo. La Terra in tutti i cinema d'Italia, andatelo, cercatelo, andateci. Fabrizio Maffei che vi aspetta la domenica sportiva e tutti i programmi di sport aspetto voi naturalmente, ma aspetto anche te. Anche me. Perché io sono venuto qui oggi perché ho ricevuto una telefonata di Lippi che ci ha confermato la sua presenza e ha detto che vuole anche te, se non altro in collegamento telefonico. Ma non ci credo che Lippi abbia detto così. Ti giuro su Rubini. Mi sento bene, no? Mi sembra una bella cosa su cui girare. Io domenica sto su un palcoscenico, so che a un certo punto scenderai. Io sono lungo sui palchi. Chi ha visto il mio spettacolo lo sa, finisco 12:30. Chi è che ha visto il mio spettacolo? Non ci posso credere. È vero che io finisco sempre 12:30, 1:20 quando. Sì, ma non t'allargare perché noi arriviamo fino all'1, quindi fai in tempo. Va bene, allora al limite se ce la faccio con piacere, così dico quella formazione lì, va bene. Tu rompi le scatole a tutti per telefono, ti pare che non riusciamo noi ad arrivare rompere a me, giustamente. Ce la faremo, va bene. Allora grazie Fabrizio Maffei, grazie a Sergio Rubini e ora grazie Marco Baldini, il maestro Cremonesi, Isgro, Pacciani. Preparate i tiri al piattello, sentite questo Poi Betta Farina, Alessandro Provenzano in redazione, Marco Lolli in regia, i tecnici Pino Berardi, Paolo Brais e Sabellistri, Marco Lui, Marina Mancini, Bozzi, Dirisio, Cassini, Taddia. Finiti. Allora adesso a questo punto, gentile richiesta, non ve la registrate perché ora faremo il singolo di questa canzone. Signori, canzone scartata a Sanremo, loro si chiamano I Tiri al Piattello, la canzone è Bella la vita, sentite il testo parola per parola e la dedichiamo agli spostati. Ci siete? Eccoci. L'ho spostati? Ciao. Sì, c'è qui, siamo qui con Grigna. Siete Fiore. Ciao, ecco. Chi siete? Gianluca Grignani. Grignani. Ciao Marco. Ciao. Urban Chic ti hanno dato dell'Urban Chic, Grignani. Sui giornali. Il più elegante. Che sei il più elegante. Almeno hanno detto qualcosa. Senti, tu, ma ieri perché non sei andato sul palco quando hai saputo dell'eliminazione lì? Perché non sono andato, sai che non mi ricordo. Allora, ero a cena. In questi casi si dice guarda come viene bene, io ti faccio la domanda e tu qualsiasi cosa io ti dico mi devi ma lo sai Fiore, io te lo direi, veramente non mi ricordo. No, ma ti capisco. Adesso ci devo pensare, ma mi sembra che puoi dire pronto. Sapete come funziona? Sta cosa funziona così, guardate. Quando a Sanremo lì fanno tutte discografici, no? Quando c'è o un'eliminazione o il piazzamento non è quello che. Quando il discografico va dal cantante e comunica la posizione o l'eliminazione, si dice sempre così: ci hanno eliminati, non capisco un cazzo, andiamo via. No, poi c'è, ma tanto vendiamo i dischi, tanto vendiamo i dischi. Ti dicono, tanto c'è il pubblico. Oppure adesso mi ricordo, vero, me l'ha detto Tito, eravamo fuori dal ristorante. Bene, dicono a tutti così, ti dicono è tutto truccato, andiamo via. Non ci meritano, andiamo via. Tanto ci rifaremo nella classifica. Io spero che sia così per te, Grignani, pervenuti anche per Anna Oxa, i primi 3, diciamo. Ce l'auguriamo tutti. Però io vi consiglio, vi voglio mettere anche voi, mettetevi le cuffie, anche tu Grignani, perché abbiamo trovato una canzone di un gruppo che si chiamano Tiri al Piattello.
e che sono stati eliminati da Sanremo, cioè non li hanno presi, di una canzone bellissima. È un cult. Dovete sentire il testo, ovviamente è un demo, un provino, ma una profondità di testo meravigliosa, una canzone positiva, tipicamente che sì, bellissima. Allora ve la dedichiamo e poi vi prendete la linea, signori. Grazie. I tiri al piattello. Ciao. Ciao. La peste, la lebbra, la gota, l'eczema, la SARS, poi l'eritema, la scabbia, la rabbia, la tubercolosi, gastrite, nefrite, la peritonite, mi han licenziato e tu mi hai lasciato, stanotte ho forato e al cielo son stato. Che bella la vita, ma ho il cuore malato, ho perso la milza, mi sono azzoppato. Che bella la vita, ma il fegato è andato e tu sei fuggita con mio cognato. Però ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo, però ti amo, sì, ti amo, ti amo, 2 minuti. io ti amo. L'ultima frase è quella che mi piace di più. Eccola.